Beh, Alberto Peruffo mi permette, insomma, adesso si bisognerebbe chiamare lui, ma proprio due parole, è un attivista, lavora al centro, a Montecchio Maggiore, che poi è proprio il centro del problema, ed è la persona che in qualche modo fin dagli inizi ha messo in luce il problema e lo ha portato avanti, ha seguito tutti i processi e c'è un pool di avvocati, insomma, è gente seria che ci sta lavorando da molti anni e che è in collaborazione anche con altri attivisti americani, perché negli Stati Uniti c'è stato il medesimo problema prima che si manifestasse nel Veneto, per esempio, ok? Ed è un uomo che si occupa, mi verrebbe da dire, di politica attiva, attivismo da parte della cittadinanza che denuncia questo tipo di problema. Lui se ne occupa, ha scritto anche un libro che per esempio Non torneranno i prati, che raccoglie tutta la storia, no? L'iter da quando è iniziato, raccolta di documenti di cui uno si può servire. E oltre a essere lui stesso un artista, quindi è intervenuto all'interno della operazione anche con una performance musicale.